Della vita del gondoliere la libertà, la possibilità di fare un lavoro all'aria aperta, quindi di lavorare in un contesto meraviglioso che è Venezia, che ci invidiano ovunque. I contro sono una vita piuttosto dura perché remare non è facile, come pensa la gente. Le persone sono abituate a pensare che noi facciamo un lavoro così di divertimento, un lavoro così folcloristico, però remare è anche una fatica, bisogna stare molte ore e non è semplicissimo, insomma. E le richieste dei turisti? Beh, i turisti sono sempre più esigenti perché vogliono conoscere anche la storia della città e quindi il gondoliere non si limita a girare con la gondola, a fare appunto da traghettatore, ma spiega anche la storia di Venezia, quindi illustra i monumenti, i palazzi. Quindi ovviamente ci sono dei gondolieri che sono più bravi a farlo e gondolieri che si limitano a girare. Comunque il servizio così comprende anche una spiegazione della storia di Venezia. La sveglia che ora suona la mattina? Beh, per me è tardi perché sono pigro, però generalmente si arriva verso le 10 perché prima non ci sono turisti che vanno in gondola. Dalle 10 di mattina d'estate si arriva anche alle 10 di sera, mezzanotte, dipende, però dipende un po' dai gondolieri, c'è una certa libertà per quanto riguarda gli orari. Grazie.